Favero Michele, primo consigliere di Indipendenza Veneta e anche candidato per il collegio di Padova per queste elezioni venete. Ho fatto questo video perché purtroppo questa sera non sarò presente a Cultarolo e mi dovevo scusare soprattutto con i miei ragazzi di Indipendenza Veneta dell'area cittadellese, che hanno fatto tantissimo e avevano deciso di concludere la nostra campagna proprio a Cultarolo, ma diciamo che per fortuna ogni tanto anche noi andiamo in televisione e ho dovuto scegliere di andare in televisione a confrontarmi con altri esponenti politici. Ad ogni modo questa sera avrete 3 relatori eccezionali, quali l'avvocato Fogliata, il professor Bernardini e lo stesso Alessio Morosini. Allora direi che la serata sicuramente sarà una serata come tante altre di Indipendenza Veneta da ricordare, e soprattutto dovrete ricordare poi il 31 maggio chi dovete votare, se volete la libertà del popolo veneto, se volete ottenere quella dignità che è stata calpestata per tanti anni da uno Stato che non ci appartiene e che in 150 anni ci ha regalato solamente suicidi e aziende chiuse. E siamo venuti proprio in una zona industriale per farvi vedere una delle tante fabbriche purtroppo che sono chiuse, e a poco ci interessano gli ospedali aperti di notte fin tanto che le nostre zone industriali diventano dei deserti. Io mi sono portato anche il programma di Luca Zaia e vedete il punto 9 recita "Scelgo l'autonomia". Allora, se volete ancora 20 anni di autonomia che è legata poi all'agonia o alla bugia, come meglio credete, perché in 20 anni la Lega ci ha sempre parlato di questo, potete pure scegliere Zaia, la Moretti, Tosi e chi altro volete. Non cambierà nulla. Di fatto la Regione Veneto, finché resta Regione dello Stato italiano, è comunque già commissariata, prima dalla Corte dei Conti, dai vari magistrati, dai prefetti e da molti altri. Sebbene abbiamo un residuo fiscale di oltre 20 miliardi, anche i nostri comuni arriveranno presto ad avere trasferimenti pari a zero, pertanto di cosa stiamo parlando? Che cosa devono amministrare gli amministratori veneti? Proprio assolutamente nulla, le briciole che rimangono dello Stato italiano. Noi vogliamo un Veneto diverso, un Veneto che attraverso l'indipendenza comunque crei anche una responsabilità diversa dello stesso popolo veneto, perché attenzione, l'indipendenza è soprattutto una scelta di responsabilità. Noi vogliamo dare un futuro al nostro popolo e ai nostri figli. Io sono stato molto fortunato, ho avuto 2 genitori che hanno avuto la fortuna di avere 5 figli. Sapete, nei miei sogni così immagino di essere padre e poi anche di essere nonno, perché no, ma di avere qui sia i miei figli che i miei nipoti, non di avere magari il figlio a Londra e il nipote, ne so, in Australia, perché qui non c'è più lavoro, perché qui non ci sarà più la nostra gente. Purtroppo con questo Stato italiano credo che non ci sia proprio il futuro e che il nostro popolo sia destinato a perdere definitivamente la propria identità. Allora cerchiamo attraverso la cultura, attraverso anche la forza di noi veneti, attraverso la nostra capacità e soprattutto per una volta attraverso anche una coesione di popolo che spesso e volentieri non abbiamo mai avuto, diamo la forza a questo movimento, ritorniamo a dare al popolo veneto allora la dignità che merita, perché non meritiamo di essere governati da questa gente che ha distrutto la nostra terra, che ha scialacquato la nostra ricchezza e che non ha dato nulla al popolo veneto. Ritorniamo ad essere protagonisti come lo siamo stati per 1100 anni, ce lo meritiamo. Abbiamo tutte le carte in regola e abbiamo la possibilità di andare avanti da soli, non solo in Europa, ma nel mondo intero. Certamente abbiamo bisogno anche di te, abbiamo bisogno del tuo voto. Il 31 maggio, ricordati, indipendenza veneta o morte italiana. Io voglio vivere, spero lo voglia anche tu. Grazie.